Tutto pronto per il calcio d'inizio, primo pallone che sarà giocato dallo Stimigliano in maglia rossonera. Ha girato a destra e a sinistra dei vostri schermi in questa prima frazione. Dunque, primo possesso ospite col primo passaggio sbagliato della gara. E dunque l'Ositana che può andare a sua volta a giocare il suo primo possesso. Losito gioca con Magrini, Fernandez, Magrini, Rossini, ancora il 6, Rossini, Losito, Fernandez, alza la testa, all'indietro per Magrini, Rossini di prima trova il varco per servire Fernandez che finisce a terra, non riesce a tenere il pallone in campo il numero 5 dopo essere scivolato. Laterale in favore degli ospiti. Valenti gioca in orizzontale. Pampana avanza ancora lo Stimigliano, 1-2 tra Valenti e Urbanetti che non si chiude grazie all'intervento di Magrini. Sarà corner però per la formazione ospite che si è spinta bene nella metà campo avversaria. Corner già battuto addosso a Rossini. Ancora corner con la conclusione svirgolata da parte di D'Angelo Antonio. Ci ha provato di prima al volo sul calcio d'angolo. Non ha colpito bene la sfera però. Allora ancora l'Ositana allora in possesso. Losito nella metà campo avversaria. Cambia lato per Fernandez che va col destro. Diagonale murato. La Pampana attaccato. Se la cava lo Stimigliano che esce. Urbanetti attacca Losito, il quale riesce a giocare però all'indietro con il proprio portiere. Allora ancora il capitano della Lositana gioca con Rossini, il controllo non perfetto del 4, attaccato, va all'indietro da Magrini. Losito, Magrini, ancora per Luca Losito che gioca con Rossini, cerca il filtrante, ostacolato, pallone all'indietro, Magrini alza il pallone a cercare Rossini, di testa Pampana chiude in fallo laterale. L'Ositana che rimane nella metà campo avversaria, può alzare il proprio baricentro. Rossini di prima sulla rimessa laterale battuta da Losito, mancino alto sopra la traversa. Allora Stimigliano che riparte con Valenti, rimpallo che favorisce il numero 8 della Lositana, capitano Losito, poi tocco di D'Angelo Antonio fuori misura. Laterale per i padroni di casa con Losito che gioca corto per Magrini, riceve Rossini, ancora Luca Magrini, Losito, Magrini, scambio in orizzontale tra i due, poi Losito va via ad un avversario sulla sinistra, ancora Losito, c'è Pampana, non riesce a superarlo, tiene la sfera il capitano della Lositana che poi va a giocare all'indietro, Magrini, ancora Losito, Luca Magrini, sulla destra si fa vedere Rossini, servito Magrini, pallone di ritorno impreciso, Fernandez prova a tenerlo vivo, poi il disimpegno non è ottimo, Rossini colpisce male, poteva essere una buona opportunità con tutto lo specchio della porta davanti, non ha colpito la sfera come avrebbe voluto il numero 4 della Lositana. Allora Stimigliano che riparte, proprio Rossini a chiudere in out. D'Angelo Antonio sulla sua verticale cerca un compagno, non si intendono però i due, riparte da dietro Ricci, Losito, Magrini, Rossini, sulla destra Fernandez, controllo, prova a rientrare ma viene chiuso da Valenti, si deve accontentare della rimessa laterale. Rossini in orizzontale per Fernandez che copre la sfera, la lascia al 4, il quale se la allunga regalando la rimessa laterale agli avversari. Pampana attaccato da Fernandez che riconquista la sfera, allora Losito va a calciare, grande intervento di Romano in corner. Rossini gioca corto con Losito, il rasoterra verso il centro, ancora corner per la Lositana.
Rossini, Magrini, Fernandez, Magrini, si fa vedere Losito, prova ad andare via da un avversario, tocca in orizzontale per Fernandez che alza bene dall'altra parte, mette giù Rossini all'interno dell'area, Rossini, lo scarico per Magrini che arriva, allarga dall'altra parte per Losito, cerca ancora un dribbling, Losito, messo giù, calcio di punizione. Primo fallo rossonero. Primo fallo della gara e primo calcio di punizione che sarà per la Lositana. Fernandez sul punto di battuta. La rincorsa di Fernandez che tocca corto per Rossini, il controllo e il mancino, Murato, allora ancora Fernandez, attaccato da Urbanetti, finisce giù l'11 che scivola, allora Ricci, sbaglia il tocco, non si intende con Magrini, laterale per lo Stimigliano. Pampana, in verticale, prova ad andare via da un avversario, Valenti, solo l'ultimo tocco, laterale per la Lositana, già battuta. Rossini, Magrini, ancora per il 4, in orizzontale, Magrini, neo entrato Tagliaboschi, Fernandez, vorrebbe il pallone di ritorno Tagliaboschi, Fernandez va all'indietro da Magrini che non controlla benissimo, ma c'è a supporto Rossini che riesce a giocare con Ricci, Magrini, Tagliaboschi, Magrini, Rossini, Tagliaboschi, Rossini, in orizzontale per Magrini, ha davanti a sé Valenti, va a largo per Rossini che cerca il tocco in verticale, chiuso da D'Angelo Antonio, in fallo laterale. Fernandez sulla sua verticale cerca un compagno, si deve accontentare della rimessa. Tagliaboschi va a incaricarsi della battuta, giocandoli indietro con Magrini, Rossini, ancora Tagliaboschi, il controllo del 7 che viene verso il centro del campo, scarica per Magrini, alza la testa il 6, si fa vedere Fernandez, servito, prova a girarsi, perde il contatto con la sfera, laterale per lo Stimigliano. Pallone lungo, a saltare Urbanetti, non trova il tempo giusto. Rossini, Magrini, Luca Magrini, lascia ancora il pallone per Rossini che cerca di allargare sulla sinistra, intercetto del suo tentativo, allora possibilità di contropiede per lo Stimigliano, Valenti cerca il centro col mancino, chiuso in fallo laterale, Valenti all'indietro per Pampana, D'Angelo Antonio, Rossini riesce a recuperare la sfera, può far ripartire i suoi, davanti c'è Fernandez che controlla da solo davanti a Romano che si salva. Tagliaboschi all'indietro per Magrini, c'è Rossini che controlla, prova ad allargare col mancino ma viene chiuso, può ripartire allora lo Stimigliano, va via sulla destra Urbanetti che trova lo spazio per concludere ed è il vantaggio degli ospiti dopo 9 minuti di gioco, a segno il numero 11 Urbanetti, 1-0 Stimigliano. Pallone perso dalla Lositana che ha permesso agli ospiti di ripartire e poi è stato bravissimo Urbanetti a finalizzare davanti a Ricci. Valenti gioca con D'Angelo Antonio, si va a vedere ancora Urbanetti, spalla alla porta, ha la possibilità di girarsi l'11, va sul mancino, cerca un compagno dall'altro lato ma chiude la difesa della Lositana. Magrini, Campanelli sulla sua verticale, 1-2 con Fernandez, pallone ancora lì per il numero 5 che sigla subito il pareggio, dura appena un minuto il vantaggio dello Stimigliano, Fernandez pareggia i conti.
Stimigliano in possesso. D'Angelo Antonio. Su di lui Campanelli. Intercettato il tentativo di disimpegno. Sgambettato poi Tagliaboschi. Sarà calcio di punizione dal limite dell'area per la Lusitana. Dai, ci sta, Federico, ci sta, dai. È il secondo fallo rossonero. Portiere a posto. La rincorsa di Tagliaboschi. Tocca per Magrini che calcia. Sulla linea si salva lo Stimigliano, che non riesce a uscire, palla al piede. Ancora Lusitana. Tagliaboschi cerca forse una conclusione completamente fuori misura. Romano con le mani a cercare Valenti. In anticipo Campanelli. Può ripartire la Lusitana con Tagliaboschi che ha campo per andare. Allarga sulla destra. Ancora per Campanelli. Il rasoterra verso il centro cercato dal numero 11. Chiuso in corner. Batte corto proprio Campanelli verso il centro. Romano sulla linea. Poi va a cercare dall'altra parte addirittura la conclusione con Ricci. Attento a non farsi superare. Siamo già dall'altra parte del campo con un corner per lo Stimigliano. Si sta accendendo la gara. Corner battuto verso il centro. Pallone messo fuori. Si combatte nei pressi della bandierina con Crocco che copre la sfera. Si va a prendere un altro corner. Già battuto. Ultimo tocco di Urbanetti dopo il tentativo dello stesso numero 11. La Lusitana può ripartire dalla propria metà campo. Lo fa con Magrini. Tagliaboschi. Campanelli. Fernandez. Lascia per l'11. Magrini. Sbaglia il tocco in orizzontale. Tagliaboschi prova a tenere il pallone in campo. Non ce la fa. Valenti in verticale per Urbanetti che cerca la conclusione da una posizione abbastanza defilata, esterno della rete con Ricci che controlla la traiettoria del pallone. Campanelli. Tagliaboschi sulla sua verticale, ancora per Campanelli nei pressi della bandierina. Copre la sfera perché c'è stato il tocco di un avversario. E allora sarà laterale Lusitana. Campanelli lascia per Tagliaboschi. Murato il tentativo del numero 7, si ricomincia da dietro. Magrini. Vedi che la prendi. Filtrante che non passa. Può andare allora Valenti col mancino. Pallone di poco sul fondo. Ci è arrivato Ricci coi piedi. Corner per lo Stimigliano. All'indietro cercato Pampana. Va bene. Magrini. Campanelli. Tagliaboschi. Magrini. Fonti. Tagliaboschi. Magrini. Campanelli. Alza la testa. Vicino c'è Fonti che lascia per Magrini, tenta il tacco il 6, non gli riesce. Aveva perso il contatto col pallone, ma alla fine la sfera arriva dalle parti di Simone Fonti che prova a verticalizzare. Non si intende con lo stesso Magrini. Va dal fondo Romano. Valenti. Urbanetti. Pampana. Crocco prova ad andare via sulla destra, riesce a tenere il pallone in campo. L'ultimo tocco poi di Valenti sull'attacco di Tagliaboschi. Laterale per la Lusitana. Campanelli cerca il tocco in verticale, attaccato da Valenti. Ricomincia da dietro Magrini. Campanelli. Magrini, Tagliaboschi. Ancora Magrini. Campanelli. Non trova il varco, allora gioca con Fonti. Magrini.
Possesso ragionato della Lusitana, poi Tagliaboschi va a calciare, Murato, Magrini recupera la sfera sul tentativo di ripartenza avversaria, Fonti, Romano riesce a toccare, pallone in fallo laterale per la Lusitana, Campanelli verso il centro, Fonti si gira, deviata la sua conclusione, sarà calcio d'angolo. Campanelli all'indietro per la botta di Magrini addosso a Crocco, laterale per i padroni di casa. Campanelli centralmente per Fonti, spara alla porta, la copre Simone Fonti, poi dentro per Campanelli che va a colpire il palo. Fonti, Tagliaboschi, Campanelli, Magrini, Fonti all'indietro per Tagliaboschi, Campanelli, si è allargato Fonti che riceve in questo momento il controllo, non è preciso, sfera che si spegne al di là della linea laterale del campo, rimessa per lo Stimigliano. Crocco sulla destra, avanza, gioca sulla sua verticale con Urbanetti. Non controlla l'11, può ripartire da dietro la Lusitana. Magrini alza la sfera in avanti, Fonti mette giù, ma con un fallo secondo il direttore di gara. Calcio di punizione per la Lusitana, per lo Stimigliano, scusate. Magrini di testa in anticipo, Tagliaboschi gioca corto con Campanelli attaccato, torna sui suoi passi andando da Magrini. Campanelli 17 sul cronometro, controlla Magrini sul filtrante di Campanelli, fa buona guardia poi Proietti che riparte, tentativo in verticale, Tagliaboschi in anticipo su Urbanetti. Campanelli, Magrini, Tagliaboschi addosso un avversario, va a prendersi una rimessa laterale. Magrini, Tagliaboschi, Campanelli, alza il pressing solitario Valenti. Magrini, Campanelli, Tagliaboschi, Fonti cerca lo spazio per liberare il mancino, va alla conclusione, vorrebbe una deviazione che non c'è, sfera sul fondo, può andare con le mani Romano, lungo subito nella metà campo avversaria, cercare Urbanetti che controlla il pallone portandoselo al di là della linea laterale. Rimessa per la Lusitana. Torna in campo Losito. Campanelli sulla sua verticale trova Fonti che prova a coprire la sfera, attaccato Romano, la blocca e va coi piedi in avanti. Non ha trovato la sfera Magrini, troppo lungo però il suggerimento per Urbanetti, allora Ricci ha fatto su il pallone. Losito sulla destra, va a calciare, conclusione deviata, colpo di testa di Proietti che per poco non si trasforma in un autorete, sarà solo corner per la Lusitana. Corner battuto corto per il mancino di Simone Fonti, lontano dalla porta di Romano, che trova un compagno sulla sinistra, fermato Losito, allora prova ad andare Romano in uscita, attento Proietti, può avanzare il 14, allarga sulla sinistra, torna Losito su Borgucci e chiude in corner. Battuta corta per Urbanetti, ancora Borgucci, all'indietro per Proietti che di prima va a liberare il destro, c'è la deviazione di Simone Fonti, sarà fallo laterale. Laterale battuta corta per il mancino, tentato da Urbanetti, lontano dalla porta di Ricci, che è veloce, va nel campo avversario, in anticipo di testa Romano, Borgucci poi copre la sfera dell'attacco di Fonti, gioca centralmente per un compagno, riconquista la sfera Campanelli, Losito dall'altra parte, Fonti, conclusione deviata sul fondo, buon ritmo qui al G-Sport Village, dopo 20 minuti di gioco, 1-1 tra Lusitana e Stimigliano, col corner battuto all'indietro per Fonti che prova a liberare il mancino, un altro palo per la Lusitana,
prova a ripartire lo Stimigliano. Fonti intercetta, allora Campanelli nel campo avversaria, l'uscita di Romano, Fonti conclude sul fondo. Romano lungo con le mani, Ricci fa sua la sfera. Campanelli in orizzontale, Losito. Fonti, Magrini, Losito, centralmente Fonti, riesce a coprire la sfera, va con la punta, alto, sopra la traversa, Romano, Borgucci attaccato, prova ad andare via Losito, laterale in favore della Lositana. Campanelli a battere la rimessa per Magrini, Losito. Magrini, Losito, Campanelli, Fonti, sul lato di destra, cerca un pallone verso il centro, Magrini non va a chiudere sul secondo palo, pallone che si spegne sul fondo. Losito in anticipo su Urbanetti. Laterale ospite. Proietti. Crocco. Proietti. Si fa vedere Urbanetti. Gira subito. Proietti ancora per vie centrali. Trova Crocco che prova a sfondare. Campanelli chiude. Ricci lungo coi piedi in avanti, ma ancora Stimigliano. Urbanetti cerca lo spazio per calciare. Trova la conclusione, non lo specchio della porta. Pallone sul fondo. Campanelli. Luca Losito prova ad andare via ad un avversario sulla sinistra. C'è un tocco a sbarrargli la strada. Vorrebbe la rimessa Losito, direttore di gara, che non è dello stesso parere. Laterale per lo Stimigliano ancora nella metà campo avversaria. Può alzare il proprio baricentro la formazione ospite. Borgucci corto per la conclusione di Urbanetti, deviata, sarà corner. Corner battuto questa volta verso il centro, sfera forte e tesa all'interno dell'area di rigore. Nessuno tocca. Laterale per la Lositana. Troppo avanti, si girà. Più stretto, Raffaele. Tienilo d'occhio il capitano, tienilo Campanelli. Eccolo, eccolo. Losito. Magrini. Ancora Losito lì. C'è dietro Campanelli. Losito preferisce cercare Magrini. Fermato. Riparte lo Stimigliano. Losito ancora intercetta la sfera, stoppando la ripartenza ospite. Magrini. Losito. Sulla sua verticale. Trova Campanelli che alza per Magrini. Mette giù il 6. A Valenti davanti. Gioca con Losito. Va via sulla destra Losito, attaccato dal numero 10 Valenti, che alla fine riesce a sporcare in fallo laterale il tentativo del capitano dei padroni di casa. Magrini ancora per Losito, cerca il pallone sul secondo palo e Campanelli non trova la deviazione vincente. Lositana ancora un passo dal gol. Proietti si prende la rimessa laterale sulla deviazione di Rossini. Borgucci in verticale, sfera che passa ma è preda di Magrini. Fernandez all'indietro, Magrini, Losito, Rossini. Si fa vedere Fernandez, buona trama della Lositana, poi Fernandez con il tocco all'indietro. Ti può giocare 10, va bene?
Non trova nessun compagno, allora laterale in favore degli ospiti. Gioca attaccata. Lo stesso Fernandez va a toccare sul suggerimento in avanti di Proietti, che si incarica della battuta e la rimessa. Pallone ancora per il 14. Borgucci apre sulla destra, pallone verso il centro, Valenti! E Ricci blocca sull'ottima trama dello Stimigliano. Losito, Fernandez, spora la porta, ancora per Losito, Fernandez, dentro per Losito che non riesce a chiudere al 26, un'altra chance per la Lositana. Valenti, Borgucci, cerca il pallone di ritorno, fermato, riparte Fernandez a gran velocità, Fernandez va fuori un avversario, Fernandez a tu per tutto con Romano, tocca per Rossini e poi ancora Fernandez, non riesce a concludere, incredibile, siamo fermi ancora sull'1-1, ma fioccano le occasioni da rete. Magrini, Rossini di prima col mancino, Losito nei pressi di Romano, non riesce a correggere in rete, attento il numero 1. Laterale in favore degli ospiti, pallone giocato in avanti, Rossini fa buona guardia, Magrini mette giù. Rossini, Losito, avanza l'8, cerca Fernandez in avanti, chiuso in fallo laterale. Magrini, Rossini, Losito, Fernandez, riprende fiato la Lositana, poi Losito alza sulla destra, scavalca un avversario ma Rossini non controlla, pallone leggermente lungo per il numero 4, così lo Stimigliano può ripartire dalla propria metà campo. Proietti cerca il suggerimento in verticale per Valenti, Magrini copre l'uscita di Ricci, Rossini, stretto Raffa, lo tieni d'occhio. Magrini, Eccolo. Baccari, Rossini alza per Baccari che va di testa e la sfera sfila di poco alla sinistra di Romano. Ottimo il pallone all'interno dell'area di Rossini. Baccari non ha trovato di testa la deviazione vincente a pochi passi dalla porta ospite. Perfetto. Lei può giocare lì. 1. Laterale per Borgucci che va in verticale per Valenti in mezzo a due, prova a coprire la sfera, calcia col mancino. Sul fondo il suo tentativo, Ricci può andare a rimettere in gioco con le mani. Ultime battute di questo primo tempo. 1-1 il parziale tra Lositana e Stimigliano. Magrini, Rossini, sulla destra Baccari, all'indietro per Magrini, Baccari, Rossini, Magrini, cerca ancora il 4, intercetta del suo tentativo di passaggio nella metà campo avversaria, prova a spingersi Borgucci, pallone che stava per diventare buono per Valenti, ha salvato Baccari, riparte la Lositana. Nulla di fatto. Borgucci ha ricevuto un colpo, abbandona il terreno di gioco momentaneamente. Al suo posto proprio Urbanetti, cercato da Romano. Solo l'ultimo tocco, laterale per la Lositana, con Baccari alla battuta. Magrini, Rossini, ancora Luca Magrini, Baccari, non trova Fernandez, Valenti, va via Rossini, poi Magrini interviene, Baccari sulla sinistra, va fuori un avversario, prova ancora ad andare via, fermato, allora Magrini,
Guarda il 4, Baccari Luca. di prima a cercare Rossini dall'altra parte. Attenta alla copertura di Urbanetti. D'Angelo Antonio attaccato. Laterale per la Lusitana. Magrini per Rossini che di prima va a cercare addirittura la porta. Sfera al lato. Finisce il primo tempo 1-1 tra Lusitana e Stimigliano. Tantissime le occasioni da rete. Prima parte di gara assolutamente divertente qui al G-Sport Village. Pronti a ripartire al G-Sport Village. 1-1 il parziale tra Lusitana e Stimigliano. Si può partire con questo secondo tempo. Urbanetti e Fernandez, gli autori dei gol che al momento decidono la gara. Lo stesso Urbanetti ora va a perdere la sfera attaccato dall'altro numero 11, Campanelli. Campanelli. Sulla destra, c'è Losito che riceve, prova a calciare. Facile per Romano bloccare questa sfera. Magrini poi in anticipo su Urbanetti. Chiude in fallo laterale. Valenti. D'Angelo Antonio, pallone di ritorno per il 10. Leggermente lungo, Magrini ha coperto la sfera, ma c'è stato un tocco di un giocatore della Lusitana, secondo il direttore di gara, perché sarà corner in favore degli ospiti, con Valenti che va a incaricarsi della battuta forte dentro l'area di rigore. Nessuno a colpire. Padroni di casa che ripartono allora dalla propria retroguardia. Losito cerca Campanelli, 1-2 che non si chiude. Poi il laterale Stimigliano, quando Losito era già andato a prendersi il pallone per andare a battere. D'Angelo Antonio dentro per Urbanetti che allarga sulla sinistra dove arriva un compagno a supporto. Si trattava di Valenti, il quale è andato a concludere verso la porta di Ricci senza trovarne lo specchio. Magrini, Fernandez, Magrini, largo a sinistra Losito che riceve in questo momento. Magrini, Campanelli, ancora per il capitano. Campanelli con l'esterno in verticale per Fernandez che scarica per Magrini. Campanelli, Losito, tocco in orizzontale che stava per diventare preda di D'Angelo Antonio. Non è riuscito il 4 a trasformare l'azione difensiva in offensiva. Allora ancora Lusitana con Fernandez che combatte per mettere giù questo pallone. Non ci riesce, può ripartire lo Stimigliano con Valenti che va a calciare col mancino. Serie di deviazioni, Magrini mette giù la sfera, prova a far ripartire il contropiede della Lusitana, rischiando tantissimo. Riesce a cavarsela Magrini. Losito. Campanelli. Si allarga a destra Magrini che riceve, scarica per Losito. Magrini, si fa vedere Fernandez. Campanelli, Magrini. Losito. Campanelli. Va a giocare ancora con Magrini che va via a Valenti. Dall'altra parte trova Losito che controlla, libera il destro. Doppia deviazione. E calcio d'angolo per la Lusitana. Corner battuto all'indietro. Magrini, Losito, Luca Magrini. Campanelli per Losito. Campanelli
allarga a destra dove c'è Magrini da solo, chiude l'1-2 Magrini, Campanelli controlla il limite dell'area, dentro per Fernandez, scambia ancora con Campanelli e si salva sulla linea di porta lo Stimigliano. 1, 2, 3. Campanelli dentro per Fernandez, spara la porta, attaccato, va a terra, ma è tutto regolare. Lo Sito poi si oppone alla ripartenza di un avversario. Non fischia anche stavolta il direttore di gara, si gioca con Luca Lo Sito in possesso. Allarga per Campanelli, centralmente il tocco intercettato, va a riprendersi la sfera però l'11. Allora Fernandez gioca con Lo Sito, dall'altra parte si fa vedere Campanelli, attaccato Lo Sito, combatte, alla fine perde la sfera. Pampana fa ripartire il contropiede dello Stimigliano, Ricci risponde, poi Campanelli recupera il pallone, Fernandez attaccato, c'è campo per Magrini dall'altra parte, centrale ancora per Fernandez, conclusione su cui c'è la ribattuta del numero 4 D'Angelo Antonio. Dai Gattero! Ripartito con un buon ritmo questo secondo tempo. Magrini, Lo Sito, Tagliaboschi, va a cercare il secondo palo, lo colpisce in pieno. D'Angelo Antonio. Lo Sito, Magrini, Tagliaboschi, Magrini in verticale, cerca un compagno, D'Angelo Antonio fa buona guardia, Magrini si riprende la sfera, attaccato dal numero 4 in maglia rossonera. Lo Sito, c'è Tagliaboschi che arriva a gran velocità, conclude. Ultimo tocco di Fernandez, laterale per lo Stimigliano. 6 minuti di questo secondo tempo se ne sono andati, ancora 1-1. Lo Sito va via sulla destra, Lo Sito cerca un altro dribbling, raggiunge il fondo, guadagna un calcio d'angolo. Lo stesso numero 8 alla battuta, lascia la sfera a Tagliaboschi. Ancora corner. Tagliaboschi, Lo Sito, centralmente Magrini, Lo Sito va a calciare, pallone respinto proprio sui piedi di Magrini che gioca corto con Luca Lo Sito. Tentativo di suggerimento in verticale, intercettato da Valenti, poi Lo Sito va via al numero 10 dello Stimigliano, copre la sfera nei pressi della linea laterale, cerca un compagno col tacco, serie di contrasti, Tagliaboschi copre la sfera, alla fine sull'ultimo tocco, laterale per la formazione ospite. Già battuto con Urbanetti che si gira, prova a penetrare tra le maglie della difesa avversaria, chiuso in fallo laterale, lo stesso numero 11 va a battere, giocando all'indietro per D'Angelo Antonio, la mette giù il 4, conclusione che colpisce Magrini, torna sulla sfera D'Angelo Antonio, stavolta non trova una buona traiettoria col suo destro, abbondantemente alto sopra la traversa il tentativo del numero 4, lo Sitana che ricomincia da dietro, Magrini in verticale, Fonti defilato, cerca un pallone verso il centro, D'Angelo Antonio lo sporca in corner. Fernandez all'indietro per Tagliaboschi, pallone sul destro lasciato a Fonti che con la punta non riesce a concludere verso la porta avversaria. Urbanetti dall'altra parte mette giù questa sfera, attaccato dal ritorno di Marco Tagliaboschi. Si prende il calcio d'angolo Urbanetti, lo stesso 11 sul punto di battuta, va a giocare forte verso il centro, Ricci controbatte, riparte la Lusitana, Tagliaboschi, sovrapposizione di Fernandez, Tagliaboschi fa tutto da solo, i piedi di Romano a dire di no. Magrini, Fernandez attaccato, spalla alla porta, gioca di sponda col 6, Tagliaboschi con la punta, ancora Romano e poi Tagliaboschi calcia alto sopra la traversa. Lusitana che continua a collezionare azioni da gol. Magrini ora in anticipo non vince un rimpallo, allora possibilità per Urbanetti. Conclusione
su cui c'è stata una serie di rimpalli. L'ultimo tocco è stato del numero 11, la rimessa dal fondo è per la Lusitana con Tagliaboschi che avanza, prova a far fuori due avversari in un colpo solo, alla fine si scontra con Romano, tutto regolare per il direttore di gara, il numero 1 degli ospiti lascia uscire il pallone in fallo laterale per il colpo subito. Simone! Dentro Simo. Può giocare portiere. 1, 2. Borgucci, attaccato da Andrea Barba, appena entrato. Va bene Andrea! Grande Andrea! 2. Romano sbaglia completamente il suggerimento con le mani. Magrini, Barba, Magrini, Fonti, può andare anche a calciare, lo fa, colpisce Borgucci, laterale Lusitana, Barba, Fonti controlla con la sola, va a calciare, conclusione sul fondo, sfera che viene rimessa in gioco da Romano. Pampana si fa vedere Borgucci che riceve Tutte e due le mani, la alle sue maglia. spalle Barba. Borgucci riesce a guadagnare la rimessa laterale che gioca sulla sua verticale con Urbanetti attaccato, riesce comunque ad andare via verso il centro. Urbanetti, Magrini si impone col fisico prendendosi una rimessa col laterale. Barba all'1 contro 1, Barba rientra sul destro, poi ricomincia da Magrini che cerca ancora il 10, intercettato poi il pallone con lo Stimigliano che riparte. Urbanetti chiuso in fallo laterale da Marco Tagliaboschi. Borgucci sulla sua verticale, Pinardi raddoppio su di lui, fallo di Barba. Il pallone è il primo fallo arancione. Punizione battuta velocemente all'indietro, Pampana tenta la botta, dopo di lui anche un compagno, ma riparte la Lusitana con Tagliaboschi che fa fuori mezza squadra avversaria. Poi c'è il tocco di Romano, sarà calcio di punizione. No, sarà semplicemente rimessa laterale. Con Rossini sul punto di battuta, pallone per Magrini. Romano blocca. Ricomincia da dietro la Lusitana, Barba. Verso il centro, l'indietro per Magrini. Dall'altra parte c'è Rossini, servito in questo momento il 4. Torna su di lui Pinardi, che chiude in fallo laterale. Barba controlla spazio per calciare, lo fa ma colpisce Borgucci. Ancora il 10. Rossini, finta del 4 che poi ci prova con la punta addosso a Pampana. Laterale Lusitana, Barba, Magrini ancora per il numero 10 che avanza e gioca all'indietro con Magrini. Rossini sulla sinistra, riceve, gioca in verticale, Barba prova a chiudere con un suggerimento verso il centro, Fonti all'indietro, Magrini colpisce malissimo, riparte lo Stimigliano, Pinardi 1 contro 1 con Magrini, Pinardi fermato da Magrini, rimessa laterale per gli ospiti. Pampana non controlla benissimo, può alzare il pressing la Lusitana, costringendo l'avversario alla chiusura in fallo laterale. Magrini
tocco in orizzontale, può controllare Barba che cerca un filtrante verso l'area di rigore, chiuso il suo tentativo, possibilità per lo Stimigliano con Pinardi che cerca di andare via a Magrini, il 6 mette davanti il fisico e copre la rimessa dal fondo che Ricci va a battere, giocando con Andrea Barba. Non la forzare. Buono, bravo. Magrini, Rossini, ancora per Magrini, Barba, va via sulla destra Barba con una grande giocata, respinto il primo tentativo, si ritrova ancora il pallone tra i piedi, non riesce però a concludere né a servire un compagno, si deve accontentare della rimessa laterale già battuta. Magrini alza la sfera verso il centro, trova Fonti che allarga per Barba, conclusione su cui non ci sono state deviazioni, potrà andare dal fondo romano. Pampana, Borgucci alza la testa, si fa vedere sulla sua verticale Urbanetti che controlla, copre la sfera, suggerimento ancora per i centrali dove Pinardi si gira benissimo, viene messo giù da Barba e si prende un ottimo calcio di punizione. No, ok, fermi. Rischio io. Se n'è andata a metà di questo secondo tempo sulla rincorsa di Pinardi che colpisce in pieno la barriera avversaria. Lo stesso 14 cerca di allargare per un compagno, tentativo sporcato da Rossini, laterale Stimigliano, pallone all'indietro ancora per la botta di Pinardi, di Proietti, pardon, ancora deviata, sarà calcio d'angolo in questa circostanza. Corner battuto forte e teso, ancora corner, Urbanetti verso il centro, Ricci mette fuori, Barba è finito per terra, vorrebbe un fallo che non c'è secondo il direttore di gara. Si gioca, Proietti a calciare, tentativo murato, Barba può ripartire, raddoppio immediato su di lui, perde la sfera il 10, poi Rossini con un fallo. Terzo fallo arancione. Ma non l'hai fatto perché ti ha tenuto il pallone. Ho preso palla piena. La palla piena. Giù. Lo sa pure lui. Rischio io. Andrea, fa passa a sinistra, Andrea! Sinistra, fermo così, Andrea! Portiere a posto? La rincorsa di Proietti che va col destro, alto, sopra la traversa. Magrini, Losito, Magrini, Losito, Rossini, Fonti, Luca Magrini, Losito, tocco centrale per Rossini, arroccato nella propria metà campo lo Stimigliano, riesce comunque ad andare nell'area di rigore avversario la Lositana con Losito che non controlla al meglio questo pallone, che supera la linea di fondo campo dal fondo romano, gioca con Proietti, Borgucci, Proietti, suggerimento dall'altra parte, Rossini prova a intervenire, non è perfetto il suo intervento, Ricci salva la Lositana con le mani. Laterale battuta corta per Proietti che colpisce Fonti, ancora Proietti, ancora Fonti a opporsi. Proietti con Fonti che mura, poi Romano di prima a cercare un compagno in verticale, direttamente sul fondo il suo tentativo.
Losito, Magrini, Rossini sulla destra, Magrini va a sinistra invece da Losito, si fa vedere Campanelli, Magrini, Losito in verticale per Rossini che restituisce di prima al capitano. Losito prova a penetrare centralmente, chiuso, riparte Minardi in contropiede, Magrini a dire di no. Ancora Stimigliano con la conclusione di Urbanetti, deviata in calcio d'angolo. Urbanetti sul punto di battuta, ancora un rasoterra teso verso il centro dell'area. La sfera, come già in altre occasioni, si spegne dall'altro lato senza nessuna deviazione. Lusitana che spinge a 10 dalla fine. Rossini, Campanelli prova a coprire la sfera, Proietti gliela sottrae, Magrini in anticipo, serve sulla sua sinistra Campanelli che va a calciare, Romano a dire di no. Campanelli, Rossini, fa fuori un avversario, Rossini, diagonale che si spegne al lato. Proietti, Rossini respinge il suo primo tentativo, pallone che poi arriva nella metà campo avversaria, Magrini all'indietro, Ricci coi piedi, allontana senza prendersi grossi rischi, sarà laterale per lo Stimigliano, già battuta D'Angelo Antonio in verticale, riceve Urbanetti che ha la possibilità di girarsi, Urbanetti va a calciare, c'è stata una deviazione, calcio d'angolo per lo Stimigliano. Corner battuto all'infuori per la conclusione di Proietti sul fondo. Rossini, Losito, Magrini, Rossini non controlla, laterale Stimigliano, pallone in verticale, Magrini torna su Urbanetti, copre la sfera, poi la alza centralmente, c'è D'Angelo Antonio ma Campanelli va a riprendersi il pallone e fa ripartire la Lusitana, toccando per Rossini, Rossini all'1 contro 1, prova a rientrare sul destro Rossini ma viene fermato, allora Urbanetti aspetta il supporto di un compagno, tocca sulla destra per Pinardi che si ferma e mette sul fondo perché ha ricevuto un colpo alla nuca un giocatore in maglia rossonera. Si tratta di D'Angelo Antonio, rimasto a terra con le mani sulla nuca. Scontro fortuito probabilmente con un avversario, non protesta nessuno della panchina ospite. Si tratta evidentemente di uno scontro non voluto. Pallone restituito dalla Lusitana, Stimigliano che può ripartire da dietro. Rossini manca il tocco, allora possibilità per Urbanetti che va all'1 contro 1 con Magrini, tocca sulla destra per Crocco che non controlla. Sette alla fine, Losito in avanti, pallone che passa, Campanelli lo mette giù, va a cercare un suggerimento verso il centro, pallone sul secondo palo che diventa buono per Rossini che si prende una rimessa laterale, battuta all'indietro verso Luca Magrini in orizzontale, Campanelli. Ancora Magrini, si fa vedere Losito, Magrini, c'è Campanelli a destra, Losito va a sinistra per Rossini che centralmente trova Campanelli, il quale vorrebbe un fallo che non c'è secondo il direttore di gara, può ripartire dall'altra parte Urbanetti
con una conclusione che trova solo l'esterno della rete. Ricci con le mani, Campanelli, Rossini, Magrini, Losito all'indietro per Rossini, tocco a cercare centralmente Campanelli, Romano fa solo la sfera, prova a far ripartire gli ospiti, Magrini fa buona guardia, poi Losito a calciare, Romano respinge in fallo laterale. Rossini tocca per Losito, pallone di ritorno ancora per Rossini che calcia 2 volte Romano. Riparte lo Stimigliano, dall'altra parte Magrini non riesce a fermare Crocco che può ancora andare e il suo destro termina di poco sul fondo. Si trattava di Pinardi, non di Crocco. Siamo già all'altra parte con Losito, fermato da Pinardi. Magrini, completamente isolato. Rossini, Magrini, Campanelli sulla destra, riesce ad andare. Romano mette in calcio d'angolo. Campanelli alza a cercare Rossini. Deviazione, poi vorrebbero un fallo i giocatori della Lositana. Arrivano proteste anche dalla panchina, direttore di gara che non segnala nulla. Si continua a giocare. Rossini. Pallone verso il centro per Campanelli che non riesce a concludere sul cross di Fernandez. E c'è un time out. Può riprendere il gioco con Romano lungo in avanti, Campanelli di testa. Fernandez cerca ancora Campanelli. Tentativo deviato, laterale per la Lositana. Rossini sul punto di battuta. Magrini. Indietreggia il numero 6 che avanza, ancora palla al piede, va via Magrini, suggerimento verso il centro, respinto, riparte lo Stimigliano con Urbanetti che va via, c'è Pampana, vorrebbe un compagno a supporto, poi prova a tirare, doppia deviazione, riparte la Lositana, fuori misura il tocco di Campanelli. Urbanetti mette giù, punta Magrini, defilato sulla sinistra il numero 11, c'è il raddoppio di Fernandez, alla fine riconquista la sfera la Lositana, Magrini calcia addosso all'avversario, si prende la rimessa laterale, va a batterla verso Rossini che ha campo per avanzare, palla al piede, gioca ancora con Magrini, pallone di ritorno per Rossini che può pensare anche alla conclusione, cerca centralmente Fernandez il quale non controlla, Romano a lanciare in avanti Urbanetti che non ne ha più, ha corso tantissimo, pallone anche eccessivamente lungo che Magrini può andare a rimettere in gioco, Campanelli per Fernandez che copre, gioca di sponda con Campanelli, Magrini, Campanelli, Fernandez, Campanelli dall'altra parte per Rossini, ancora per Campanelli, conclusione deviata che termina in corner. Campanelli all'indietro per Rossini, laterale per la Lositana, Magrini di prima verso il centro, Fernandez spara alla porta, lascia lì per Campanelli che riesce a insaccare il gol del 2-1, ci ha provato in tutti i modi la Lositana, sembrava stregata la porta dello Stimigliano, arriva il gol di Campanelli, 2-1 Lositana. Recupero questo orientato. Grande Luque! Ma guarda, quello che metteva di prima, no? Stimigliano che ora proverà a reagire d'orgoglio, fallo di Rossini, calcio di punizione. Quinto fallo per la Lositana come segnala il direttore di gara. Finale accesissimo al G-Sport Village, Lositana che deve difendere il vantaggio.
Crocco gioca lungolinea, pallone verso il centro da Urbanetti. Rossini chiude in calcio d'angolo. Stimigliano tutto in avanti alla ricerca del pari, pallone verso il centro, sul primo palo fa buona guardia Ricci coi piedi. Ancora un cross forte e teso, può uscire la Lusitana con Fernandez. C'è Campanelli. Magrini senza rischiare allontana la sfera dalla propria area di rigore. Crocco. Urbanetti cerca lo spazio per liberare il mancino, chiude Campanelli senza fallo, poi arriva il fischio del direttore di gara che sanziona un'irregolarità ai danni di Campanelli. Qualche protesta dalla panchina della Lusitana, ma si gioca con Magrini che può andare a battere questo calcio di punizione, suggerimento in verticale per Fernandez che gioca ottimamente, risponde per Campanelli dall'altra parte. Rossini esterno della rete, la poteva chiudere il 4. Riparte lo Stimigliano. Crocco in verticale, Rossini chiude, Fernandez insegue questo pallone, c'è Romano in uscita ma Campanelli intercetta e va da Fernandez a tu per tu con Romano. Campanelli è riuscito a sbagliare. Romano, Pampana incredibile fino alla G-Sport Village. Crocco va a calciare, Fernandez devia in corner. Valenti va dentro, la sfera passa e Urbanetti non trova deviazione vincente, ma sarà ancora calcio d'angolo. No, sarà rimessa dal fondo nonostante le proteste. Qualche parola di troppo da parte del capitano Pampana della formazione ospite, giallo per lui. Ricci potrà andare a rimettere in gioco con le mani quando siamo veramente agli sgoccioli di questo secondo tempo. Può andare con le mani Ricci, lunghissimo a cercare Fernandez, colpo di testa ad anticipare il 5. Campanelli all'indietro con Magrini, ancora Campanelli. Pallone di Magrini leggermente impreciso, Campanelli non ne ha più, non riesce a controllare. E arriva il triplice fischio. Lusitana batte Stimigliano 2-1, soffrendo tantissimo, creando anche tantissimo. Porta dello Stimigliano che, come detto in precedenza, sembrava stregata, ma alla fine è arrivato il gol di Luca Campanelli che permette ai ragazzi di Paternò di salire a quota 10 in classifica e trovare il terzo successo in campionato.